Carabinieri e la Guardia Costiera hanno sequestrato l'intera banchina di Ponente del Porticciolo in località Portopalo, in esecuzione un decreto di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria. Nelle ultime ore, infatti, sia i carabinieri della compagnia di Sciacca, della stazione di Menfi, in collaborazione con il personale dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno effettuato il sequestro dell'intero tratto della banchina di Ponente del porto, estesa per circa 300 metri, nella località Portopalo di Menfi. Il provvedimento giudiziario ha interessato lo specchio acqueo antistante la banchina e una ottantina di unità da diporto ormeggiate illecitamente con i relativi corpi morti, massi utilizzati per l'ancoraggio. I reati contestati sono quelli di invasione arbitraria ai fini dell'occupazione di uno spazio del demanio marittimo e occupazione abusiva del demanio marittimo e delle zone portuali, in quanto nell'area interessata nessun soggetto risultava in possesso della prescritta concessione rilasciata dall'assessorato al territorio e ambiente della regione siciliana. L'azione sinergica svolta dai carabinieri, dai militari della Guardia Costiera ha avuto lo scopo di contrastare così il fenomeno dell'abusivismo nel demanio marittimo, attuato mediante una modalità di ormeggio delle unità da diporto che è vietata, in quanto prevede l'abusiva installazione di un copioso numero di massi in spregio alla vigente normativa demaniale di carattere ambientale e pertanto i relativi accertamenti svolti dagli organi inquirenti e coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Sciacca hanno fatto così scattare stamani il provvedimento di sequestro preventivo dell'area in questione. Il porto della località Portopalo di Menfi rappresenta oggi un funzionale approdo sia per gli utenti del mare in un tratto di costa di indubbia bellezza e dunque meritevole della massima tutela al fine di rendere correttamente fruibile il demanio marittimo.